giorni di ANCI Giovani con gli amministratori locali da tutta Italia, 4 ministri in 48 ore. Oggi l'affondo del presidente nazionale De Caro sull'autonomia, a pochi passi dal numero 1 di ANCI Veneto, Mario Conte. Si tuffa nel canale del tetto di un palazzo in centro storico a Venezia. Incredibile e pericoloso gesto davanti ai residenti increduli, ripreso da un complice, il sindaco. Prenderli a pedate, li denunceremo, sdegno generale. Già iniziati intanto a Venezia i controlli delle forze dell'ordine in vista della manifestazione anarchica di domani, controlli che proseguiranno nelle prossime ore. Intanto in città sono apparsi volantini. Strage sfiorata all'ora di pranzo in pieno centro a Padova, un'auto senza controllo ha investito una donna, ha travolto i tavolini di un bar, la 52enne è grave. Aggressione con un coltello alla gola dell'operatore Caritas di Treviso. Il 35enne bengalese riarrestato dopo essere stato scarcerato dovrà rispondere di tentato omicidio. Dopo un percorso di oltre 2 anni arriva il decreto del Presidente del Consiglio che istituisce la zona logistica semplificata per il Veneto, previsti benefici fiscali e agevolazioni. A concorso 6 posti in Consiglio regionale per assistenti gli organi consigliari. Delle 500 persone iscritte all'Imena, per la prima prova se ne presentano circa 200. Il Veneto invita a riscoprire i 5 parchi naturali regionali con un testimonial d'eccezione, il biologo veneto Sammy Basso, nella nuova campagna di comunicazione Veneto Naturale. Ritrovati TG Veneto, buonasera, partiamo dalla politica. Oggi la 2 giorni di assemblea ANCI Giovani, giovani amministratori locali che arrivano da tutta Italia, presente anche il presidente nazionale di ANCI De Caro, accanto al presidente veneto Mario Conte. L'affondo di De Caro all'autonomia, così come voluta da Calderoli. Conte invece ammorbidisce un po' i toni, non saliamo sulle barricate, dice. Partiamo da qui. Così com'è quel disegno di legge, che non è più un disegno di legge, adesso sta andando in conversione, crea problemi ai comuni sulle funzioni, sulle attività e sul finanziamento di quelle che sono le funzioni fondamentali dei comuni. Ha parlato con Mario Conte? Tante volte. Nella tana del lupo autonomista, Antonio De Caro, sindaco di Bari e presidente nazionale di ANCI, l'associazione dei sindaci, usa toni cortesi ma niente affatto diplomatici sulla riforma Calderoli, pronta ad approdare alle Camere a poco più di 24 ore dalla firma del Capo dello Stato. A Treviso, per l'Assemblea nazionale dei giovani amministratori, per la prima volta in Veneto, De Caro gioca a carte scoperte. Mario è per l'autonomia differenziata, io sono sempre stato contrario, ma non è una posizione politica, ero contrario quando Gentiloni della mia parte politica firmava le preintese con 3 presidenti di regione, ero contrario quando la mia parte politica faceva la modifica del titolo V della Costituzione. È la mia posizione, che è diversa dalla posizione di tanti sindaci del nord del nostro paese, anche sindaci del mio partito. Quindi sarà una lunga battaglia? Sarà, credo, un lungo periodo di conversione in legge. Per il momento, tra il sindaco del sud e il sindaco del nord, presidente dei sindaci veneti, prevale il fair play. La stretta di mano, non a caso, tra i giocatori della rugby, sport fatto di lealtà ma anche sfondamenti e mischia. Barricarsi dietro i no significa, secondo me, far perdere un'opportunità al nostro paese, però il presidente De Caro ha dimostrato anche in occasione della riunione tra i presidenti delle ANCI regionali di essere assolutamente equilibrato e pronto ad ascoltare quelle che sono le sensibilità dei territori. È evidente che la sensibilità del Veneto è diversa rispetto a quella della Campania o della Calabria, ma per questo non significa che non si possa trovare un punto di incontro, e noi lavoreremo proprio da veneti per convincere quei territori che magari oggi sono un po' più scettici della bontà del progetto. Autonomia o no, i sindaci restano in prima linea. Da affrontare ci sono i temi del sostegno alle famiglie colpite dall'inflazione, la questione dell'abuso d'ufficio, già l'attenzione del ministro Carlo Nordio, la messa a terra del PNRR, preoccupazione comune a tutti i primi cittadini. Abbiamo una difficoltà per quanto riguarda le assunzioni per dare risposta al PNRR, i piccoli comuni hanno problemi con i segretari comunali, però soprattutto noi giovani amministratori abbiamo le difficoltà che in primis, oltre a risolvere i problemi, dobbiamo far valere ovviamente il nostro valore, il fatto che ci siamo ed esistiamo. Ora un tuffo in Rio Novo dal tetto di Palazzo Pantalone, l'ultima follia, il tuffo di un turista probabilmente straniero ripreso da alcuni amici, video diventato virale che ha scatenato diverse polemiche. No! No!
In questi anni di tuffi in canale a Venezia se ne sono visti d'ogni genere, anche con esiti drammatici. Nel 2016 un marinaio neozelandese si era schiantato contro un taxi acqueo gettandosi dal ponte di Rialto, ma mai la follia era arrivata al punto di arrampicarsi sul tetto di un palazzo e lanciarsi da un'altezza di circa 15 metri su un canale poco profondo in un momento di bassa marea. Non si tratta però di un gesto estemporaneo, ma di un'azione progettata, come racconta una residente a San Pantalon. Verso le 7 di mattina sono stata avvisata dalla mia coinquilina che usciva di casa e ha visto che c'erano 4 tipi sospetti fermi in campo che fotografavano, filmavano il nostro palazzo, e sapendo che domani sarebbero arrivati gli anarchici a Venezia abbiamo detto questi magari stanno progettando di fare qualcosa al nostro palazzo. San Pantalon si trova infatti a 2 passi da Campo Santa Margherita, dove tra poche ore è prevista una manifestazione di anarchici. Presumibilmente nel frattempo il tuffatore si è arrampicato attraverso le impalcature che ancora si trovano dietro al palazzo, mentre il resto del gruppo si dispone con almeno 2 operatori pronti a riprendere il salto dal ponte di San Pantalon e un terzo visibile ai piedi del palazzo. Alle 7:10, 7:15 arrivano i primi operai che hanno cominciato a gesticolare e a guardare in alto sul tetto e dicendo no, cosa fai? Un altro gridava no, non buttarti, che c'è secca, eccetera. Questo si è buttato, ho sentito lo splash. Un tuffo di pancia violentissimo, al quale probabilmente non c'era alternativa. Con un fondale così basso, un tuffo di piedi poteva avere conseguenze gravi. I protagonisti della bravata si dileguano, mentre questo video del tuffo inizia a girare prima di cellulare in cellulare tra veneziani, poi ad essere postato e condiviso sui social network, fino a diventare in un paio d'ore un caso nazionale. Proprio mentre negli stessi cellulari sta iniziando a girare un altro video, quello di un acrobatico attraversamento del Rio dei Miracoli con atterraggio ai piedi della chiesa omonima. Moltissime le reazioni di condanna al tuffo, in molti però commentano che in questi ultimi anni ormai a Venezia è tutto legittimo. Sentiamo. A questo proprio bisognerebbe dargli la patente dello stupido. Lo dico perché poi se pubblicherà sta roba sui social, lui e il suo compare, adesso stiamo cercando di identificarli. Ho mandato una pattuglia a vedere se per caso come è fatto a andare sul tetto. A parte che ha rischiato anche la vita, perché se vedete il tuffo, insomma, però sono veri delinquenti che non si rendono conto del pericolo che creano alla città. Pensate se passa una barca sotto, perché sembra colpa di pazienza. La ricerca del misterioso tuffatore che si è gettato in Rio Novo dal tetto di un palazzo con una terribile panciata, mentre almeno altri 3 complici filmavano l'impresa da diverse angolazioni, è iniziata. Mentre il video faceva il giro dei social network, diventando un caso nazionale, le forze dell'ordine erano già in Campo San Pantalon. Denunciarlo più che possiamo, è che la legge è quella che è, insomma, cioè, purtroppo sono sempre denunce a piede libero, però lo dico ai giovani, guardate che vi rischiate di rovinarvi la vita per queste robe qua, quando sarà il momento, un domani, che dovrete vivere la vostra vita seria, poi verranno fuori queste stupidate che avete fatto e sono atti delinquenziali. Quanto accaduto a Venezia è vergognoso, ha commentato il presidente della regione Luca Zaia, aggiungendo che fatti del genere vanno puniti con fermezza. Di intollerabile follia parlano i consiglieri regionali leghisti Gabriele Micheletto e Roberta Vianello. Certo è che si tratta di una follia che forse qui ha raggiunto il suo apice, ma che oramai si manifesta in città con una costanza di piccoli e grandi gesti di cui si è perso il conto da anni. Ma perché a Venezia, per usare le parole del Dem Jonathan Montanariello, ci si sente liberi di compiere prodezze di ogni genere come se fosse un palcoscenico permanente di idiozie? Sara Arco è delegata al turismo per la municipalità di Venezia, Murano e Burano. Beh, è evidente che i turisti che arrivano a Venezia vivono Venezia come un parco divertimenti, un villaggio turistico e quindi decidono di comportarsi come se lo fossero, ma qui è evidente che c'è anche una responsabilità politica. Noi lo diciamo da anni ormai che questa amministrazione torni a parlare di residenza, di turismo di qualità della vita, qualità del lavoro, e così è evidente che queste scene perlomeno diminuiranno. Restiamo a Venezia, sono già iniziati i controlli della polizia locale per il corteo previsto per domani degli anarchici in Campo Santa Margherita. Controlli iniziati, sono comparsi già i primi volantini. I controlli sono già iniziati oggi. Di visibile c'è il posto di controllo per l'accesso terrestre ai Pili, ma in tutti gli accessi dalla ferrovia
agli accessi acqui della città saranno presidiati. Prossime 24 ore sicuramente. I controlli a Venezia in vista della manifestazione anarchica non autorizzata annunciata per domani in campo Santa Margherita alle 15 sono dunque iniziati. A confermarlo le code già visibili dal primo pomeriggio che proseguiranno per tutta la notte per la giornata di domani. Di mettersi tanta pazienza perché ci vuole un quarto d'ora, 20 minuti per passare il posto di controllo perché c'è la fila, viene fatta la selezione controllati, per cui tecnicamente ci vuole un po' di tempo. E d'altronde questo è un po' il prezzo da pagare, il fatto di essere il capoluogo regionale, la sede della Corte d'Appello, di queste cose qui. Nel frattempo, tra le calli, sono comparsi alcuni volantini sul corteo a sostegno dello spagnolo Sorrochi, condannato a 28 anni di carcere e ora al 41 bis per l'attentato alla sede della Lega di Treviso. Il testo affronta più temi, dal conflitto russo-ucraino alla vicenda di Cospito. Un compagno seppellito vivo, si legge anche, altri di fatto condannati al carcere a vita. Sono i riflessi interni di una condizione riassumibile in 3 parole: siamo in guerra. L'allerta dunque in città è alta, per questo il sindaco Brugnaro, dopo aver lanciato un appello a non venire, ha emanato 2 ordinanze. Una con cui fa obbligo di rimuovere tutti i plateatici in maniera di non avere situazioni che possono essere usati come colpi contundenti contro le forze di polizia, e dall'altro ha vietato la somministrazione in vetro per la stessa ragione sostanzialmente. Dopodiché non ha vietato tenere aperti gli esercizi. È chiaro che se, come è possibile, ci saranno degli scontri, è più prudente avere misure di sicurezza approntate. Andiamo a Padova, strage sfiorata oggi intorno all'1 per una macchina senza controllo nella zona di Piazza Eremittani che ha travolto una donna di 52 anni. L'auto che avanza senza fermarsi, travolgendo tutto quello che trova lungo il tragitto, compresa una donna che stava passeggiando. Una scena di terrore sotto gli occhi della gente seduta ai tavolini del bar lungo via Eremittani, una strada stretta del centro di Padova che diventa pedonale proprio in quel punto. A terra una 52enne di Noventa padovana, ferita gravemente, subito soccorsa da un medico che stava passando e dai sanitari del SUEM 118 arrivati pochi minuti dopo. Tanti i testimoni che hanno visto quell'auto passare dritta, quasi accelerare senza fermarsi al segnale dell'area pedonale, investendo la donna che stava passeggiando ignara. Ho visto una signora che arrivava con la macchina, ho visto la macchina solo e che ha preso in pieno questa signora che stava camminando, che non riusciva a fermarsi e è andata avanti nella strada correndo forte senza frenare. Quindi la macchina non si è fermata? Non ha mai frenato la macchina, è sempre andata forte davanti fino in fondo, ha buttato giù i paletti e tutto. Sono scioccata ancora adesso. Il racconto di Alice che lavora in un negozio di abbigliamento di via Eremittani e che ha chiamato i soccorsi. L'auto sembrava senza controllo, le urla della gente, i motorini abbattuti come birilli insieme ai tavolini del bar che fortunatamente erano vuoti in quel momento. Doveva arrivare una laureata con tutti gli amici. Non ha fatto niente, per fortuna che non c'erano tutti i ragazzi seduti. Se no faceva un disastro. Faceva un disastro, veramente. Insomma, il bilancio poteva essere più grave. Se ci fossero stati i ragazzi seduti, l'incidente avrebbe avuto conseguenze peggiori. Alla guida della 500 con cambio automatico una 57enne di Ponte San Nicolò che doveva entrare nei garage sotterranei adiacenti al Conservatorio Pollini, ma invece di effettuare la manovra di svolta è andata dritta travolgendo tutto. La donna era autorizzata ad entrare nella zona a traffico limitato. Sul posto anche l'assessore alla sicurezza di Padova, Diego Bonavina. Attendiamo gli accertamenti, la polizia locale è immediatamente intervenuta, sta facendo tutti i rilievi, per cui capiremo nelle prossime ore quello che effettivamente è successo. Chiaro che siamo in pieno centro, ai margini di una zona pedonale, in una zona a traffico limitato, con dei effettivamente devo dire che siamo stati molto fortunati da questo punto di vista. La polizia locale ha lavorato a lungo per i rilievi per definire la dinamica dell'incidente. La donna alla guida è stata ascoltata e dovrà spiegare come mai ha perso il controllo dell'auto. L'aggressione con un coltello alla gola dell'operatore Caritas. Torniamo a Treviso. Il 35enne bengalese, riarrestato dopo essere stato scarcerato, è accusato di tentato omicidio.
Era stato scarcerato dopo aver tentato di rapinare un internet point in via Zensona a Treviso, distruggendo il negozio. Rimesso in libertà subito dopo, aggredito con un coltello alla gola un operatore della Caritas. Ora il bengalese 35enne rimarrà in carcere con l'accusa di tentato omicidio. Deve anche rispondere di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni. Durante l'arresto ha ingaggiato una colluttazione con i poliziotti. Una vicenda che ha sollevato lo sdegno del mondo politico e dei cittadini. L'ipotesi di tentato omicidio, ha detto il procuratore capo Marco Martani, è legata dalla parte del corpo che è stata attinta nell'aggressione, ovvero il collo. Si è trattato di un'azione potenzialmente pericolosa che ha raggiunto una zona che poteva essere anche mortale. Restiamo comunque aperti a qualsiasi tipo di accertamento suppletivo a partire dalla perizia psichiatrica. È proprio questo che ha chiesto il legale l'avvocato Matteo Macagnani. Ho rilevato, seppur da un'iniziale disamina dei fatti, alcuni profili che a mio avviso possono connotare o da cui desumere un disagio psicologico, psichiatrico, per cui ritengo utile procedere a questo accertamento. Io ho chiesto appunto questa perizia sulla capacità di intendere al momento dei fatti e sulla pericolosità sociale in incidente probatorio. Durante l'interrogatorio di garanzia il 35enne si è avvalso della facoltà di non rispondere, ma avrebbe raccontato al suo legale la vita di stenti di questi 7 anni da quando è arrivato in Italia. Aveva chiesto più volte lo status di rifugiato, non solo. E lui dice che erano 3 anni che appunto sopravviveva alla Caritas e dormendo per strada. Poi questo ovviamente è quanto mi ha riferito, sarà oggetto di verifica anche questo, se può essere utile per una complessiva valutazione di quella che è la sua situazione. Dopo aver ferito l'operatore della Caritas, il 35enne era fuggito. Solo grazie all'intervento tempestivo dei carabinieri l'uomo era stato identificato come lo stesso autore della tentata rapina di via Zensone del giorno prima. Ora si trova nel carcere di Santabona. Andiamo in pubblicità, tra pochi secondi, ci vediamo qui. TG Veneto, ben ritrovati. Agevolazioni e semplificazione per le imprese. Nasce la zona logistica semplificata di Porto di Venezia e Rodigino. Vediamo di che cosa si tratta. Il decreto del Presidente del Consiglio che istituisce la zona logistica semplificata Porto di Venezia e Rodigino è stato pubblicato sul sito dell'Agenzia per la Coesione Territoriale. Si tratta di una straordinaria opportunità di sviluppo che arriva al culmine di 2 anni di lavoro che hanno coinvolto, oltre alla Regione e a tutti gli enti pubblici interessati, le principali associazioni di categoria e sindacali attive sul territorio. L'istituzione della ZLS prevede benefici fiscali, agevolazioni e semplificazioni in favore delle imprese e crediti d'imposta per le aziende che effettueranno investimenti in strutture produttive dell'area. Questa sarà un'occasione unica per questi territori, un motore di sviluppo che va fatto girare assolutamente a pieno regime. È un'occasione per le imprese che decidono di venire a investire qui, a Venezia e nel Polesine, e qui avranno agevolazioni fiscali, avranno agevolazioni amministrative e burocratiche, insomma un'occasione davvero importante. Venite a investire a Venezia e nel Polesine. Secondo il sottosegretario alle imprese Made in Italy Massimo Bitonci, l'istituzione della ZLS sarà in grado di attrarre e trainare occupazione e investimenti. Le stesse imprese italiane che hanno delocalizzato potrebbero decidere di far ritorno a casa. Per il parlamentare e segretario veneto del PD Andrea Martella, con la zona logistica semplificata c'è l'opportunità concreta di rilanciare Porto Marghera e avviare un lavoro di sviluppo non solo delle aree direttamente interessate, ma di tutto il Veneto. A concorso 6 posti in Consiglio regionale per altrettanti assistenti, concorso a Limena, la prima prova, 500 gli iscritti, se ne sono presentati circa 200, ne abbiamo intervistati alcuni. Da dove arriva? Da Venezia. È il primo concorso pubblico? No, ne ho fatto anche un altro 1 anno e mezzo fa più o meno, sempre della regione. Una studentessa universitaria, ma sono tanti quarantenni, moltissimi veneti che hanno sostenuto al Crown Hotel Plaza di Limena la prova scritta del concorso per 6 posti a tempo indeterminato nel Consiglio regionale del Veneto. La selezione, la prima indetta per Palazzo Ferrofini, mira all'assunzione di assistenti agli organi consigliari, categoria C, stipendio lordo 21.392 euro l'anno, più 549 euro di indennità e 13esima. Un
Un miraggio per molti. Questo partecipante arriva da Jesolo. Ho voglia di cercare un posto che mi dia qualche sicurezza in più, questa è la motivazione, insomma. Lei in questo momento è un lavoro precario? Ho un lavoro stagionale. E ho l'interesse a trovare qualcosa che mi dia una stabilità maggiore e ancora secondo me il settore pubblico può dare questo tipo di garanzie. Queste amiche lavorano insieme e sono di Mestre. Che tipo di contratto avete in questo momento? Full time, però è provvisorio. Lavoriamo per la stessa azienda con contratto in scadenza, quindi il concorsi si spera sempre che sia un'opportunità. Arrivo dalla Moldavia, sono 18 anni che sono in Italia e sì, arrivo da Padova che è qua vicino. Quindi lei è cittadina italiana ed ha i requisiti per partecipare al concorso? Sì. Nel 2021 ho preso la cittadinanza e adesso partecipo, sì, sono molto felice. In questo momento no, non sto lavorando perché ho avuto un contratto a tempo indeterminato, mi è scaduto e posso permettermi di studiare. Tra i partecipanti molti hanno già un lavoro, come questa signora di Codevigo. Lei sta lavorando in questo momento però? Sì, sto lavorando. Però la regione le dà più garanzie, più sicurezza? Sono una partita IVA, quindi sarebbe un bel salto. 6 posti, che speranze si dà? Si partecipa, poi se si vince ok, se no pazienza, sarà un altro. 500 gli iscritti, 200 alla fine i partecipanti. I selezionati dovranno superare, dopo lo scritto, la prova orale. Semibasso, testimonial d'eccezione per la nuova campagna della Regione Veneto che invita a riscoprire 5 parchi. Un invito aperto a tutti a scoprire o riscoprire i 5 parchi naturali veneti, dalla montagna alle barene, dai fiumi al mare. La nuova campagna di comunicazione Veneto Naturale, che la Regione dedica alla valorizzazione dei suoi parchi, delle Dolomiti d'Ampezzo, della Lissinia, del fiume Sile, dei Colli Euganei e del Delta del Po, si avvale di una guida d'eccezione, il biologo Semibasso. Scoprire questi parchi, apprezzare le bellezze che sono in questi e anche un dire ok, prendo consapevolezza di quella che è la nostra terra e anche di quanto dunque sia giusto e utile preservarla, non solo in questi parchi ma nella sua totalità, e dunque anche nel capire sempre di più, e credo che questo comunque il mondo ci indirizzi a farlo, come possono convivere magari l'urbanizzazione con la preservazione dell'ambiente naturale. I videoconsigli accompagneranno il pubblico alla scoperta di questi ambienti ancora selvaggi e di paesaggi mozzafiato. Saranno dei video in cui si danno delle pillole, degli input, una curiosità particolare di quel parco che poi possa fare da gancio e dunque interessare chi vede il video e dire ok, vado in questo parco perché c'è questa particolarità, sapendo però che ce ne sono altre 100 almeno. Con queste belle immagini ci fermiamo, grazie per essere stati in nostra compagnia. TG Veneto termina qui, dopo di noi TG Venezia. Siamo alle previsioni del tempo. Arrivederci. Cooperativa Agricola Volpago offre carne fresca di prima qualità. Ci trovi a Volpago del Montello, Pieve del Grappa, Tre Baseleghe e presso lo spaccio del Contadino a Dolo e Massanzago. Bentrovati al meteo. L'anticiclone resiste determinando condizioni meteo stabili. Sabato 25 marzo. Da domenica si profila una svolta con l'arrivo di una perturbazione. Vediamo insieme il dettaglio. Sul Veneto avremo un ampio soleggiamento, il cielo sarà sereno o con locali annuvolamenti, anche consistenti, ma in genere senza conseguenze. Temperature stazionarie e gradevoli, minime tra 5 e 10 gradi, massime invece tra i 17 e i 21 gradi all'incirca. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia. Anche in questo caso prevarrà il sole, anche se si faranno sentire i primi effetti del fronte perturbato in arrivo con qualche piovasco sparso nel pomeriggio. Temperature minime tra 8 e 11 gradi, massime sui 16-18 gradi. Infine diamo uno sguardo al Trentino Alto Adige, dove avremo una maggiore nuvolosità nelle prime ore del mattino, in seguito schiarite anche ampie. Temperature minime sui 6 gradi, massime sui 19-20 gradi all'incirca. Dal meteo di Antenna 3 è tutto, grazie per l'attenzione, arrivederci.
Cooperativa Agricola Volpago offre carne fresca di prima qualità. Ci trovi a Volpago del Montello, Pieve del Grappa, Tre Baseleghe e presso lo spaccio del contadino a Dolo e Massanzago.